Buonasera a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Facciamo il Punto. Questo incontro dedicato in questo appuntamento alla mostra Polvere di guerra, realizzato grazie al contributo della Caritas di Vittorio Veneto. Abbiamo qui in studio con noi questa sera Mara Cattai, che lavora nella Caritas diocesana, è la veterana forse del gruppo della Caritas di Vittorio Veneto, essendo impegnata lì ormai da diversi anni. E poi avremo anche un'intervista, un paio di interviste che sono state registrate lo scorso 21 dicembre con gli operatori della Caritas di Piacenza Bobbio, che hanno installato la mostra Polvere di guerra presso la nostra Casa dello Studente di Vittorio Veneto. Ma cominciamo a entrare un po' nella chiacchierata con Mara, che abbiamo qui con noi presente in studio. Spero tu abbia trascorso un buon Natale, Mara. Sì, in ecco, famiglia. In famiglia, molto Sì, bene. grazie. Bene. Spero altrettanto. Anzi, approfittiamo anche dell'occasione per fare gli auguri, anche se siamo già dopo il Natale, ma sempre nei giorni natalizi, fare gli auguri a tutti i nostri telespettatori. Mara, Caritas diocesana di Vittorio Veneto, tu forse sei quella, come dicevo prima, che ha uno sguardo più ampio anche nel tempo. Come si sta organizzando, cosa sta vivendo la Caritas diocesana in questo periodo? Quali sono le forme di povertà che più oggi tocca con mano dentro il tessuto diocesano del nostro territorio? Grazie di questa domanda. La prima cosa che mi viene in mente è il lavoro che abbiamo fatto durante il 2024 per redigere il nuovo statuto di Caritas diocesana, che abbiamo già portato nei diversi centri di ascolto del territorio della diocesi. È stato un lavoro veramente importante perché ha permesso a noi operatori di Caritas anche di rivitalizzare il nostro essere operatori in Caritas, anche in relazione con i volontari, con le persone, e dare nuova luce e anche nuova speranza al nostro essere in Caritas, perché oltre che un lavoro è veramente essere nel territorio testimoni in primis con gli ultimi e con i volontari che si prodigano ogni giorno. È una missione quindi, no? Quella sì, di secondo Caritas. me sì, nel senso che dovremmo essere innanzitutto credibili rispetto al nostro agire quotidiano, con le fatiche chiaramente dell'incontro con l'ultimo, che presenta sempre un sacco di difficoltà e di fatiche rispetto ai contesti di dove incontriamo anche gli ultimi, perché non li incontriamo solo all'interno dei centri d'ascolto, ma li incontriamo nel territorio in diversi modi e luoghi. Hai citato i centri di ascolto, tra l'altro nello statuto ridefiniti centri di ascolto e di prossimità, quindi esprimendo anche questo desiderio di farsi prossimi alla vita delle persone. Hai citato appunto questi centri di ascolto e di prossimità. Quali sono le tipologie di persone che la Caritas riesce ad affiancare ed aiutare dentro il suo servizio quotidiano nel territorio? Beh, è una domanda complessa perché penso che incontriamo dalle famiglie, mamme sole con bambini, incontriamo le persone anziane, incontriamo tanti giovani con delle fatiche anche di livello psichico, perché non riescono a integrarsi, a trovare lavoro, qualcuno abbandona il ciclo di studi e arriva in Caritas proprio perché non riesce a trovare dei supporti adeguati rispetto a un'identità e a un trovarsi bene anche nella relazione con altri. Per cui troviamo persone che hanno bisogno di normalità, ma di sentirsi accolti e benvoluti. Per cui al di là del dare il cibo e dare il vestito, quello che ci chiedono è una relazione sincera e vera. E i centri d'ascolto permettono anche questa modalità di incontro, che poi chiaramente chiede anche un contributo, che può essere l'abbigliamento, può essere il vestito, può essere la bolletta. Una delle emergenze che purtroppo incontriamo è quella dell'abitare, l'abitare che non permette di avere uno spazio, di creare relazioni, perché questo implica avere un lavoro, e se hai un lavoro magari sei di origine altra rispetto all'appartenenza, non sei italiano, provieni da un altro paese, per cui non è facile trovare una casa in affitto,
e Caritas anche permette di creare delle relazioni che aiutano qualche volta, non sempre, delle sinergie per trovare casa alle persone, oltre a quelli che ospitiamo nelle nostre strutture. Ecco, certamente dentro queste forme di povertà c'è anche tutta una fetta legata al mondo della immigrazione, anche immigrazione di seconda generazione, cioè persone che sono qui da diverso tempo ma che non sono ancora forse ben del tutto integrate dentro il sistema sociale nel quale viviamo. Quindi anche tutta la dimensione dell'incontro con chi è straniero, con una cultura diversa, spesso è un aspetto che Caritas si trova ad affrontare, no? Penso per esempio a tutta la dimensione dei profughi che arrivano tramite i barconi e tramite il Mediterraneo, oppure anche la rotta balcanica che ci lambisce nel nostro confine orientale, a Trieste in modo particolare. Ecco, dentro questa realtà anche Caritas Vittorio Veneto ha accolto con i corridoi umanitari un paio di famiglie afghane e quotidianamente si trova a che fare dentro situazioni anche di storie segnate da profonde fatiche, perché rotta balcanica o Mediterraneo sono comunque cammini lunghi, faticosi, che fanno toccare con mano anche molte fragilità e a volte anche delle ingiustizie vere e proprie che queste persone subiscono. C'è qualche aneddoto, qualche storia, qualche esempio che nella tua lunga esperienza in Caritas hai avuto, Mara, rispetto a questo? Beh, sì, accompagnamenti che abbiamo condiviso. Ho presente un viaggio che abbiamo fatto nel 2022 in Turchia, che siamo saliti in aereo e a un certo punto sentiamo da qualche sedile dietro rispetto a dove eravamo, dove era stato assegnato il nostro posto, e sentiamo: Mara, sei tu? E abbiamo trovato un ragazzo di origine nigeriana con cui avevamo condiviso come Caritas un accompagnamento a una persona che stava male, voleva rientrare nel paese di origine e morire a casa sua. Per cui questo è stato simpatico, perché al di là della storia difficile di chi avevamo accompagnato, queste relazioni complesse però rimangono nel tempo e portano anche una testimonianza che quanto riusciamo a costruire in verità, e anche dando dignità alle persone, creando quella situazione anche di giustizia che tu ben prima hai fatto presente. Questa è una, ma come questa tantissime. Adesso a Natale persone che chiamano e dicono: grazie perché abbiamo una casa, perché abbiamo trovato un lavoro, grazie all'accompagnamento che è stato fatto da Caritas, dai volontari, dagli operatori del territorio. Per cui questa è veramente una grazia che viene messa a disposizione e in questi giorni di festa emerge. E questo ci dà speranza, perché veramente possiamo costruire cose buone per un mondo migliore. Ecco, hai citato l'esperienza della Turchia, dove anche nell'estate scorsa Caritas ha realizzato dei campi di servizio con i giovani. Siete presenti anche in Bosnia ed Erzegovina, in particolare nella diocesi, nella Caritas di Banja Luka. Ci sono altre collaborazioni, soprattutto con l'ufficio missionario nel progetto Ecomissione rispetto alla Colombia e la parte amazzonica della Colombia, il Bangladesh insieme con le Caritas del Triveneto. Insomma, c'è un'apertura anche al mondo che Caritas ha, un'attenzione che non la focalizza soltanto nei bisogni del territorio, ma anche permette di avere uno sguardo che va al di là del qui ed ora, con un'attenzione anche a quelle che sono emergenze e situazioni a livello internazionale. Ma magari su questo poi ci torneremo. Interessa proprio sottolineare questa dimensione che in Caritas da tempo si chiama dimensione della mondialità, cioè di attenzione ai problemi, anche alle povertà e alle difficoltà, anche alle ingiustizie che ci sono in varie parti del mondo, in quella che Papa Francesco chiama la terza guerra mondiale a pezzi. Ecco, a proposito di questo, in questi giorni di Natale si è aperta in Casa dello Studente una mostra Polvere di guerra, e lo scopo di questa mostra è un po' quello di porre l'attenzione su tutte queste situazioni di guerra, ingiustizia, di povertà che proprio i più poveri subiscono a causa di quanto chi ha in mano le redini dei paesi e del mondo decide che sia bene compiere. Ecco, come è nata questa idea in Caritas, Mara, di Vittorio Veneto, di allestire qui a Vittorio Veneto, in Casa dello Studente, questa mostra Polvere di guerra, e poi magari ci racconti che cosa cerca di attuare, di fare, quali obiettivi vuole raggiungere questa mostra.
L'idea è nata da una riflessione all'interno dell'equipe, per cui ci siamo posti in ascolto rispetto a quello che succede nel mondo, per cui diversi conflitti, come riuscire a raccontare e a entrare, far capire alle persone cosa succede e come avvicinarci a queste realtà di conflitto e di guerra. Per cui abbiamo pensato che le conferenze si fanno, sono chiaramente importanti perché fanno un flash su delle realtà ben precise, però volevamo anche entrare in una dimensione diversa di vicinanza a quello che le persone effettivamente vivono. Sì, scusa se ti interrompo Mara, anche per dare ai nostri telespettatori un po' un ragguaglio, Caritas nel mese di dicembre ha messo in piedi una serie di iniziative sul tema della pace. Abbiamo iniziato il 6 dicembre scorso con Laura Stopponi, responsabile per Caritas Italiana dell'area mondialità, e Monsignor Giacinto Bullos Marcuzzo in collegamento da Gerusalemme, vescovo emerito a Gerusalemme, e ci hanno dato un po' in quella prima conferenza, a proposito di conferenze, già uno spaccato di quella che è la situazione sia in Palestina, nella striscia di Gaza, sia anche però in molte altre parti del mondo con i conflitti aperti. Poi il programma è continuato l'8 dicembre con il concerto natalizio sempre in casa dello studente, e abbiamo all'orizzonte fra qualche giorno, il 4 gennaio, la veglia diocesana per la pace nella chiesa di Sant'Andrea a Vittorio Veneto. Nel frattempo, mentre ci prepariamo anche a questa veglia per la pace, appunto la mostra in casa dello studente. Prego, continua pure. Per cui è stata inaugurata il 21 dicembre questa mostra, che non è tanto una mostra ma un percorso che ci permette di fissare lo sguardo su immagini, sentire suoni, rumori, toccare ed entrare in empatia con quelle situazioni di deprivazione di libertà e di guerra dove le persone sono costrette a fare delle scelte importanti per il proprio futuro e tante volte non riescono neanche a fare le scelte perché la guerra non permette di scegliere, ma di subire. E abbiamo proprio in questo percorso avuto conferma che la maggior parte sono i poveri che subiscono i conflitti. Per cui l'idea di questa mostra ci permette di promuoverla sia tra gli adulti che tra i giovani. Abbiamo pensato alle scuole, a giovani a partire dai 12 anni e poi le età sono libere, ma un percorso che permette proprio, si snoda attraverso immagini, come ho già detto, e dovrebbe aiutare ad avvicinarci a queste realtà, a sentirci parte di un mondo che non è solo il mio, che vivo a Vittorio Veneto, ad Erzo, però ci sono delle connessioni che sono date anche dal mio comportamento quotidiano, ecco, questo, ed entrare in empatia con chi non può vivere la mia dimensione di libertà, ne è deprivato, non so, non aiuta sicuramente, però almeno c'è una vicinanza che è data dalla conoscenza di quello che succede, per cui la mostra permette anche di conoscere dei dati, delle realtà che sono importanti e significative. Sì, quindi sostanzialmente la mostra, più che una mostra, è un laboratorio in cui provare a mettersi nei panni degli altri, nei panni di chi vive dentro il dramma della guerra e anche portandone le conseguenze. Alcuni di voi già la scorsa settimana hanno potuto fare qualche prova di quelle che sono poi le dinamiche che vengono messe in atto. Ecco, forse anche voi siete rimasti emotivamente colpiti da quanto è accaduto, no? Si parlava l'altro giorno di come anche tu stessa sia rimasta un po' spiazzata dentro una di queste dinamiche. Non so se vuoi raccontarci un po' come l'hai vissuta. Sì, certo. Per prima ho vissuto assieme a altri ragazzi che hanno fatto il campo con noi in Bosnia e l'esperienza, mi sono resa conto che io stessa nel momento di difficoltà, pensando all'esperienza fatta in Caritas
e anche la sensibilità che ritengo aver maturato non è sufficiente, perché sono fuggita e non ho considerato chi è rimasto dietro di me, per cui questo mi ha fatto riflettere quanto queste situazioni veramente catastrofiche cambiano anche il modo di essere di ogni persona. Sì, una mostra che quindi, un'esperienza che ti mette in discussione, ti porta certo. anche a pensare, una volta conclusa l'esperienza, quanto uno sia capace poi anche di effettivamente essere generoso, altruista, eccetera, in situazioni di emergenza dove invece tendenzialmente si pensa un po' a se stessi, e quindi poi anche tutto un lavoro di coscienza che ne nasce, Sì. no? La cosa interessante, se posso aggiungere, è che alla fine il percorso dura 2 ore, c'è un debriefing, per cui entriamo anche sulle emozioni provate. Il gruppo che ha partecipato al percorso poi si confronta su quanto ha provato e anche quali sono le azioni che possiamo portare avanti nel nostro quotidiano. E questo è interessante perché ognuno porta del proprio e veramente ti apre una prospettiva di condivisione e di attenzione e sensibilità a quello che ne succede, che non è solo una notizia che passa nel giornale o al telegiornale, ma veramente ti mette in gioco per pensare e anche agire nel tuo quotidiano rispetto a quello che avviene, anche nella relazione interpersonale che abbiamo tra di noi, come gestiamo le relazioni, i conflitti, la gestione del quotidiano è significativa, veramente smuove un sacco di cose, almeno io ho avuto modo di provarlo su me stessa e anche i ragazzi che hanno fatto il percorso con me hanno condiviso questo aspetto. Ecco, allora interrompiamo un po' la nostra chiacchierata un attimo e proviamo ad ascoltare l'intervista che sabato scorso, 21 dicembre, abbiamo fatto a Rita Casalini, che si occupa dell'allestimento della mostra per Caritas di Piacenza Bobbio. Ascoltiamo che cosa ti racconta rispetto a questa mostra Polvere di guerra. Siamo qui con Rita Casalini della Caritas di Piacenza Bobbio che ha curato la mostra Polvere di guerra. Chiediamo a Rita un po' l'ideazione di questo progetto e che cosa rappresenta e ha rappresentato per la vostra Caritas il mettere in atto questa iniziativa. La mostra nasce nel 2022 ed è frutto della collaborazione di Caritas con alcune scuole del territorio, in particolare il liceo artistico e una scuola tecnica, Don Orione, di grafica, e dalla collaborazione con Amnesty International sezione di Piacenza ed Emergency. La mostra nasce grazie a una serie di opere di Luigi Ferrari che sono l'ossatura, diciamo, della mostra, ma la mostra è una mostra esperienziale, cioè una mostra che attraverso la stimolazione corporea, visiva di tutti i sensi, abbinata alle opere, fa sì che il visitatore, attraverso un'esperienza di 2 ore all'interno della mostra, provi a vivere come se vivesse in una città distrutta. Il sottotitolo della mostra è Dalle macerie alla costruzione di pace, proprio perché l'intento della mostra è quello di attivare il visitatore che dopo un'esperienza corporea possa sentirsi ancora più desideroso di iniziare ad attuare azioni anche piccole di costruzione di pace all'interno della propria vita quotidiana, all'interno del proprio territorio e poi anche in modo più ampio. La mostra sta girando appunto da 2 anni, l'obiettivo principale è coinvolgere la cittadinanza e le scuole del territorio in cui viene portata, e proprio per abitare i luoghi attraverso soprattutto i giovani. 2 anni di attività, quindi forse c'è anche qualche aneddoto, qualche soddisfazione o anche forse qualche fatica da raccontare rispetto a questa cosa che avete messo in atto. Sì, allora sicuramente diciamo molte soddisfazioni, perché è una mostra molto particolare che lavora attraverso appunto l'apprendimento esperienziale e ci sono stati tanti studenti che per esempio hanno potuto comprendere magari il vissuto dei propri genitori che hanno vissuto un'esperienza migratoria o dei
compagni di classe che arrivano soprattutto nell'ultimo anno da un'esperienza della guerra in Ucraina, per esempio. Quindi sicuramente ha aiutato le persone a comprendere meglio i vissuti anche di chi sta molto loro vicino. È una mostra un po' complicata da condurre e quindi serve sempre un team di almeno 3 conduttori, quindi questa è un po' la fatica, però anche un po' l'arricchimento, perché il visitatore è proprio accompagnato passo passo e non viene lasciato da solo nella visita. Abbiamo appena concluso qui in Casa dello Studente l'inaugurazione della mostra. Rita è qui da un paio di giorni, da ieri, e ha potuto anche conoscere un po' la realtà qui di Caritas Vittorio Veneto, i volontari che si renderanno disponibili per poi condurre, come lei stessa diceva, quanti visiteranno questa mostra. Ecco, un augurio che vuoi fare, anche avendo conosciuto i volti di Caritas Vittorio Veneto, per questa iniziativa che si apre dal 27 dicembre in poi. Allora, l'augurio è sicuramente come dire, di far vivere questa esperienza a più persone possibili, ma l'augurio è di provare a tenere i legami con le persone che la visiteranno, soprattutto classi e gruppi, affinché l'esperienza della mostra sia solo l'inizio di un possibile percorso anche di collaborazione, in modo da accompagnare i visitatori anche dopo nella costruzione di qualcosa di vero per la pace. Bella questa intervista, anche molto frizzante, con Rita, che abbiamo incontrato proprio qui a Vittorio Veneto. E Mara, tu prima hai citato un paio di volte campi estivi, Bosnia, Erzegovina, Turchia. Sappiamo anche che la Caritas è, lo dicevo anche prima, aperta anche a collaborazioni con l'ufficio missionario in Colombia, poi con il Caritas del Triveneto in Bangladesh. Vuoi raccontarci un po' questa apertura della Caritas verso queste altre realtà? So che tu in modo particolare in Bosnia hai seguito per molto tempo e stai tuttora seguendo l'iniziativa Scuola di Pace, in tema anche con questa mostra, e sei stata un po' di mesi fa in Bangladesh con altri delegati delle Caritas del Triveneto per conoscere un po' quella realtà dove si sta avviando questa collaborazione. Raccontaci un po' di com'è andata. Beh, l'esperienza che da un po' di anni abbiamo in Bosnia, esattamente 17 anni, vede una collaborazione in primis con la Caritas di Banja Luka, per cui questa azione tra chiese, tra Caritas, sorelle, e poi con You4Peace, Giovani per la Pace, che è un gruppo di giovani che nasce a seguito del Consiglio interreligioso che è sorto nel 1996 a seguito della fine della guerra in Bosnia, e in particolare questo gruppo di giovani fa delle azioni nel territorio per aiutare altri giovani a attuare dialoghi di pace, pensieri di pace, proprio per costruire un paese migliore. Per cui l'opportunità che abbiamo è proprio quella di interagire con questi giovani e con la Caritas di Banja Luka, e i nostri giovani che partecipano all'esperienza hanno modo di fare esperienze di servizio, ma allo stesso tempo conoscere coetanei, e sempre in relazione alla storia e a quanto è venuto in Bosnia. Tra l'altro il conflitto in Ucraina ha aperto delle ferite che sembravano in qualche maniera chiuse, rimarginate, ma purtroppo sono ancora molto presenti. E soprattutto loro stessi, nel dialogo fra etnie e religioni diverse. Esattamente, sì, nella complessità della società che è quella bosniaca, e anche a uno svuotamento di un paese, perché è un paese che ha poche risorse, per cui la presenza degli italiani anche aiuta la popolazione stessa a sentirsi. E lì in Bosnia come in Turchia quest'estate avete fatto anche dei campi estivi con i giovani? Sì, abbiamo fatto questa esperienza, prima su Banja Luka, dove abbiamo fatto delle esperienze di volontariato all'interno di alcune strutture del territorio, e poi siamo stati a Sarajevo, dove lì abbiamo conosciuto maggiormente i segni e le fatiche legate al conflitto del 92-95. Invece per quanto riguarda il Bangladesh, che cosa ci puoi raccontare? Allora, l'esperienza del Bangladesh, che io in quanto facente parte di una piccola delegazione che segue questo progetto, che è nato
grazie a Papa Francesco in occasione dei 50 anni di Caritas Italiana, dove ha chiesto a tutte le Caritas di realizzare dei progetti di gemellaggio, di cooperazione con altre Caritas, con altre chiese, con altre realtà di minoranza, dove soprattutto i cristiani in alcune occasioni sono proprio di minoranza. Per cui a gennaio, con questo piccolo gruppo della delegazione nord-est, per cui erano presenti operatori della Caritas di Udine, di Vicenza, di Venezia e nonché di Vittorio Veneto, abbiamo avuto l'occasione di entrare in questo paese. Siamo entrati in punta di piedi ed è stata veramente un'esperienza grande e difficile anche da raccontare, perché abbiamo visto gente che vive in estrema povertà, ma che erano felici di vederci perché nessuno, a detta loro, era mai entrato nei loro villaggi per ascoltare le loro parole, le loro richieste di poter parlare e raccontare le proprie povertà. Abbiamo visto gente deprivata del pezzo di terra perché i cambiamenti climatici stanno erodendo tutta la costa del Golfo del Bengala, i fiumi sono praticamente d'acqua dolce diventata salata, non è possibile più pescare come era prima di questi cambiamenti, la terra è salata, non possono più coltivare, veramente è un popolo che sta soffrendo, considerando poi che l'estensione territoriale è metà dell'Italia e la popolazione è di circa 170 milioni rispetto ai 59 milioni che siamo in Italia. Attualmente in Italia. Sì. Sì, quindi uno sguardo, un tuffo dentro una realtà sfidante e complessa come quella del Bangladesh, su cui peraltro sta continuando questa progettualità e probabilmente forse nel 2026 vedremo un po' come si evolvono le situazioni, potrebbe esserci anche la possibilità di creare anche lì un campo estivo e far conoscere un po', mettere a servizio anche di quelle persone un po' anche le forze giovani che abbiamo qui da noi. E dentro questo sguardo mondiale, anche come dicevamo prima, la mostra Polvere di guerra si colloca e anche il suo referente, quello che in Caritas Piacenza sta guidando un po' il settore mondialità, Francesco Miglione, ha potuto raccontarci, sempre qui a Vittorio Veneto, il 21 dicembre, in occasione dell'inaugurazione della mostra. Lo ascoltiamo. Francesco Miglione è qui con noi, è responsabile dell'area mondialità nella Caritas di Piacenza Bobbio, la Caritas che ha curato la mostra Polvere di guerra che stiamo ospitando in Casa dello Studente qui a Vittorio Veneto. Francesco, tu ti occupi dell'area mondialità e forse puoi aiutarci a dare uno sguardo sul mondo, come questa mostra può farci capire, come può aiutarci a capire cosa si sta muovendo in quella terza guerra mondiale a pezzi che è sparsa in tutto il mondo, di cui Papa Francesco ci parla. La mostra appunto ha un carattere esperienziale attraverso conoscenze, informazioni, ma anche attraverso esperienze vissute che stimolano delle emozioni e che collegano appunto la parte cognitiva e la parte emozionale. Si vuole dare una visione diversa da quello che è il bombardamento anche mediatico su alcuni conflitti, non dico tutti, perché l'attenzione è sempre molto labile solo su alcune situazioni, mentre il panorama desolante anche dei conflitti è molto ampio, come hai detto tu. Si parla di una guerra, si usa sempre questa espressione anche del Papa, di una guerra mondiale a pezzi. I contesti di conflitto sono molteplici, sono complessi, ci sono dietro delle responsabilità dalle quali forse non siamo neanche noi del tutto esenti e per le quali forse possiamo fare qualcosa anche di molto concreto. Quindi l'idea è quella di sì informare, sì sensibilizzare, ma anche provare a stimolare proposte concrete che partano dal quotidiano, dal personale e poi allargandosi, come si allargano anche le collaborazioni che possono venire attivate, si possa dare delle risposte concrete che
diano speranza. In questo momento, lo dico spesso, abbiamo bisogno tutti di nutrirci vicendevolmente di speranza. Ecco, prima nell'inaugurazione che abbiamo fatto in Casa dello Studente dicevamo anche la varietà e anche la ricchezza con cui le nostre Caritas, Piacenza Bobbio, Vittorio Veneto si stanno impegnando sul tema della mondialità, peraltro tema rilanciato anche da Caritas Italiana con la costituzione di un coordinamento dedicato a questo tema. Ecco, se tu dovessi dirci un po' all'interno della tua Caritas, ne abbiamo parlato un po' delle realtà in Bosnia e Erzegovina, Turchia, in Bangladesh con il Triveneto, in Colombia con l'ufficio missionario. Quali sono le attività con cui la vostra diocesi e la vostra Caritas sta cercando di lavorare sull'area, sul tema mondialità? Abbiamo la Bosnia e i Balcani ci uniscono, è un'esperienza che unisce tante Caritas, perché proprio ci racconta anche di un conflitto che è ancora piuttosto vicino nel tempo e che ha visto una grande partecipazione alla fine degli anni 90 e all'inizio di questo millennio di tante Caritas. La vicinanza in questo caso rispetto anche a un territorio di guerra porta subito dei moti anche solidali molto evidenti. Ce l'ha fatto vedere, ce lo sta facendo vedere l'Ucraina. Questo ha fatto nascere poi però delle relazioni che continuano tuttora. Anche noi facciamo delle proposte estive, soprattutto in Bosnia, a Sarajevo e a Bihac, anche tenendo insieme aspetti che spesso i conflitti portano con sé, quello migratorio, quindi la rotta balcanica, quello legato poi ancora alle vittime del conflitto e alle vittime delle tensioni che tuttora ci sono anche in contesti complessi come quello dei Balcani. Come delegazione regionale anche noi siamo impegnati in un gemellaggio, l'Emilia Romagna è stata abbinata alla Caritas delle Filippine, anche noi abbiamo effettuato un primo viaggio in Filippine conoscendo un po' questa realtà molto ricca, veramente molto ricca, cercando anche dei temi comuni. Il momento in cui c'è stato il gemellaggio, loro vivevano la stagione dei tifoni e noi avevamo gli alluvioni che hanno colpito la Romagna, per cui anche esperienze che sono agli opposti di questo mondo, che però hanno anche radici comuni. Il cambiamento climatico è uno di questi. Il tema delle minoranze per noi vuol dire dei migranti, delle comunità migranti, come interagire con loro, come includere, come accogliere, ma anche come valorizzare. Per loro vuol dire come le comunità indigene possono essere inserite in un ambito sociale, così. Quindi questa è una ricchezza che si sta dimostrando valida. Poi c'è tutto il rapporto anche nostro con le sedi dove sono stati i missionari e quindi col centro missionario, tentando di mantenere anche qui delle relazioni. Credo che sia soprattutto questo un po' il nostro compito, relazioni tra persone, ma relazioni anche tra quel globale e quel locale che spesso nella mente delle persone non riesce a incrociarsi, a toccarsi, sembrano due dimensioni completamente diverse. Invece provare a aiutare a cogliere le connessioni e quello che può spostare o meno le dimensioni, i processi che si generano anche nel quotidiano è un po' il nostro compito a tutti i livelli, con i giovani, ma anche con le comunità, con gli adulti, eccetera. Certo. Tra l'altro proprio questa dimensione di collegamento fra globale e locale è uno dei punti su cui anche Papa Francesco è intervenuto nell'enciclica Fratelli Tutti, sul senso di una fraternità umana. Un'ultima domanda anche per te, come per Rita, Francesco: che cosa ci auguri di poter vivere e sperimentare con la mostra Polvere di Guerra qui a Vittorio Veneto? Penso che il lavorare insieme, l'ha sottolineato penso anche Rita, sia il primo frutto, e poi vi auguro di
di mettere dentro questo contenitore che è nato un po' da varie sensibilità, ma anche da vari desideri e da varie esperienze, come quella dell'accoglienza, ad esempio, dei profughi dall'Ucraina. Quindi sollecitati da varie esperienze, ogni territorio è sollecitato a proprio le proprie peculiarità, eccetera. Rispetto a queste vi auguro di riempirlo questo contenitore, e si riempie insieme agli altri. Abbiamo visto proprio questo, è un contenitore che può ampliarsi, che può mantenersi. Purtroppo il tema delle guerre non lo risolveremo con una pace in Medio Oriente, con una pace forse anche un po' posticcia magari in Ucraina, tra Ucraina e Russia. Rimarrà, ci solleciterà spesso, i poveri li avremo sempre con noi, però uscirne insieme è una soluzione, quindi l'augurio è proprio quello che sia un enzima per costruire collaborazioni e nuove e creative azioni insieme. Azioni e sensibilità, chiaramente, che la mostra vuole sottolineare. Grazie Francesco, e grazie a tutta la Caritas di Piacenza Bobbio. Grazie a voi. Abbiamo sentito Francesco in questa sua appassionata testimonianza dell'impegno che lo occupa nel settore mondialità in Caritas di Piacenza Bobbio, e siamo stati contenti di averlo ospite qui. Citava tra l'altro anche la dimensione fondamentale della collaborazione, del creare rete fra realtà diverse, e veniamo qui un attimo alla nostra diocesi di Vittorio Veneto, Mara, dove ormai da un paio d'anni questa collaborazione, in particolare con l'ufficio missionario e la pastorale giovanile, ha riuscito a concretizzare un po' quel percorso Andiamo Oltre, che ha coinvolto l'anno scorso una cinquantina, sessantina di ragazzi e giovani che hanno partecipato poi durante l'estate a vari campi. Vuoi raccontarci un po' di come state organizzando e lanciando anche per quest'anno l'esperienza del percorso Andiamo Oltre? Allora, all'interno di questo percorso, che tu ben hai detto, vede la collaborazione di 3 realtà, Centro Missionario, Pastorale Giovanile e Caritas. Abbiamo messo assieme anche le esperienze singole proprio per favorire la partecipazione dei giovani a questi campi estivi. Quest'anno i campi saranno svolti Bosnia e Turchia, poi avremo la Colombia in collaborazione tra pastorale sociale, in cui siamo coinvolti sì, anche noi come progetto Ecomissione, e Caritas e ufficio missionario. Poi abbiamo il Perù e in Africa lo Zambia. Chiaramente per partecipare a queste esperienze estive ci sono anche degli incontri di avvicinamento, incontri che permettono sia ai ragazzi che decidono di effettuare l'esperienza estiva di conoscersi tra di loro, ma anche di conoscere i paesi dove andranno a vivere questa esperienza, e oltre ai paesi stessi anche qual è la dimensione della realtà di chi è Caritas, di chi è centro missionario, e quali sono le proposte della pastorale giovanile e di apertura al territorio, proprio con questa visione di mondialità che ci permette di entrare in altri contesti sociali, di chiesa sorella, ma anche di valorizzare la nostra appartenenza e il nostro essere italiani. Per cui veramente sono esperienze arricchenti per i giovani, e che poi al ritorno dell'esperienza vivono e sono testimoni nelle loro realtà, dove vivono nella scuola, nelle parrocchie, e non solo, anche di relazioni di amicizia che hanno. Oltre che ad essere esperienze che veramente rafforzano e aiutano a crescere. Mi viene in mente un episodio l'anno scorso. Quest'anno, rientrando dal campo in Bosnia, i ragazzi che facevano il viaggio con me hanno detto: ma se riuscisse a vivere la mia esperienza, cioè la mia dimensione di fede, come la vivono
in un paese come la Bosnia, dove sono limitati perché ci sono altre etnie e altre religioni, se riuscissi a vivere anche questa mia dimensione di fede nel mio quotidiano, sarei contento, mi piacerebbe viverla proprio con più senso di appartenenza e riuscire a testimoniarla anche agli altri. Per cui penso che sia una cosa importante da restituire, ecco, e da raccontare. Certo, non soltanto iniziative per i giovani, stiamo anche cercando di rilanciare in Caritas l'esperienza delle borse studio e forse adesso vediamo nei prossimi mesi come evolve la situazione, ma c'è un'apertura verso l'Etiopia e un possibile sostegno con borse di studio lì, in quel luogo, che pure vive anche la sfida della povertà. Come anche in questi giorni è ancora attiva la raccolta fondi pro Gaza, tramite il Patriarcato Latino di Gerusalemme. Come sapete, anche la settimana scorsa Papa Francesco citava il cardinale Pizzaballa, che va periodicamente, in quanto Patriarca di Gerusalemme, a far visita nella realtà di Gaza portando gli aiuti umanitari. Anche noi vogliamo fare la nostra parte e contribuire con una raccolta fondi pro Gaza. Gli estremi per fare il bonifico o portare direttamente l'offerta in Caritas potete trovare ogni indicazione nel sito www.caritasvittorioveneto.it oppure nei vari social su Instagram, Facebook. Ecco, quindi mi sento di fare anche un po' e sostenere un po' questo appello per la raccolta fondi pro Gaza. Mi raccomando di indicare nel bonifico la causale, perché altrimenti non si sa bene l'intenzionalità di chi ha fatto l'offerta, e contribuire in questo modo anche a un segno concreto di una mondialità, di un'apertura al mondo, che non è soltanto nell'ambito della formazione, ma anche nell'agire concreto a favore di chi vive una situazione di fragilità e di povertà. Beh, ringraziamo Mara, abbiamo messo un po' sotto torchio in questa puntata di Facciamo il Punto, ma egregiamente se l'è cavata, anche perché l'esperienza che Mara ha e il suo impegno sono ben noti e sono anche veramente un fiore all'occhiello della nostra Caritas diocesana, quindi grazie Mara per questo impegno e per la testimonianza che oggi ci hai dato. E vuoi darci un saluto finale, un messaggio finale, un augurio? Beh, intanto grazie di questa opportunità, grazie a Don Andrea, grazie a Caritas tutta e a chi ci ascolta, proprio nella speranza che queste parole aiutino ad aprire sguardi e occhi su realtà spesso dimenticate e non facili da vedere, per cui penso che Caritas abbia sempre le porte aperte in tutto il territorio della diocesi, per cui cercate e le porte vi saranno aperte proprio per creare quelle relazioni buone che riescano a fare la differenza e a renderci veramente cristiani in un territorio che ha bisogno della nostra testimonianza e attenzione a quel povero che rappresenta Dio. E permettetemi anche di fare un ringraziamento al nostro Vescovo Corrado. Sapete che da qualche giorno ha compiuto i 75 anni, che sono l'età delle dimissioni per i vescovi. Adesso vediamo cosa il Santo Padre deciderà in merito, ma sicuramente andremo verso la fine del suo mandato in mezzo a noi e mi pare giusto dirgli grazie per il sostegno, l'appoggio, la fiducia che in questi anni ha sempre dimostrato anche al nostro ufficio della Pastorale Sociale che organizza questa puntata di Facciamo il Punto. E un augurio a tutti voi di buon Natale, fra qualche giorno di fine anno e di buon anno nuovo, un anno caratterizzato quest'anno dall'esperienza del Giubileo che domenica 29 apriremo anche in diocesi con la celebrazione presieduta dal Vescovo. Auguri, grazie per la vostra attenzione e buona continuazione, alla prossima. Grazie.